trasformare la propria passione per le automobili ampliandola anche ai mezzi pesanti. È possibile in Veneto grazie al nuovo corso di specializzazione post-diploma di ENAIP, tecnico per la manutenzione di impianti meccatronici del veicolo a Cittadella. Il primo in tutta la regione che ha un focus proprio sui mezzi pesanti, merito anche della collaborazione con DAF-TRAC, azienda leader in Europa nella produzione di veicoli industriali, che mette quindi a disposizione dei giovani studenti i propri mezzi, così che possano imparare direttamente su questi veicoli. È un corso sia innovativo perché diamo le competenze ai ragazzi sui mezzi pesanti, ma la cosa più rilevante è l'accordo ENAIP Veneto e DAF. DAF è uno dei maggior player del trasporto pesante a livello europeo e a livello europeo ci sono 7 milioni di lavoratori in questo settore. È un settore che in futuro si trasformerà tantissimo perché oggi i nostri camion, i bus che noi vediamo sono tutti mezzi a gasolio, ma la tendenza fortissima è quella a passare a sistemi ibridi o motori elettrici e questo vuol dire avere competenze fortissime perché non è la stessa cosa. E oggi lavoratori in questo settore ce ne sono pochi, c'è un bisogno alto e soprattutto, ripeto, un bisogno di alte competenze per poterci mettere le mani. Noi come DAF Veicoli Industriali abbiamo una rete di 84 officine sparse sul territorio italiano e ahimè in questo momento stiamo verificando una forte mancanza di meccanici. Da qui la volontà di inizializzare sul web il progetto Made for DAF e nello specifico anche andare a incontrare le realtà locali, quali per esempio ENAIP Veneto come oggi, per appunto andare a cercare della manodopera, dei meccanici appunto da formare innanzitutto localmente qui presso l'istituto e poi perché no andare a inserirli nella rete di assistenza DAF in Italia. Questo corso che abbiamo firmato un accordo con ENAIP di 88 ore, non prevediamo esclusivamente una formazione service che comunque sarà la parte predominante del corso, ma anche alcune ore destinate a scoprire il panorama del veicolo industriale, come dicevo prima appunto riguardante anche le trazioni alternative e perché no informazioni di prodotto, di specifica, di configurazione dei veicoli industriali. L'ENAIP è una scuola innovativa, nel senso che è una scuola che segue il futuro o lo previene addirittura. Oggi nasce un corso importante, un corso in collaborazione con la DAF, quindi forse uno dei massimi produttori a livello mondiale di camion, quindi di truck. E qui si va ad intervenire su un settore importante, un settore molto innovativo, quindi un settore che ha bisogno di altissima specializzazione. Un corso quindi fondamentale per il nostro territorio, vista la forte presenza di attività che lavorano con l'autotrasporto, ma soprattutto un corso che può dare un futuro ai nostri giovani. È un progetto che può veramente essere mutuato da altre realtà perché il valore importante di questo progetto è proprio che tiene conto di quelle che sono le esigenze veramente dell'impresa e quindi dello sbocco lavorativo per i ragazzi e la possibilità di trovare un impiego, che è veramente il primo obiettivo. È un percorso che culmina in una altissima specializzazione per quanto riguarda appunto questi ragazzi in uscita ed è un'occasione veramente irripetibile, ma che io spero che venga effettivamente ripetuta in altre situazioni perché le realtà che hanno bisogno di questo tipo di azioni sono veramente molte. Un settore, quello dell'automotive, in continua crescita. I motori cambiano anno dopo anno, spesso diventando ibridi o elettrici per ridurre l'impatto ambientale. E questo cambiamento ha una forte influenza sul personale, che deve adattare e ampliare le proprie conoscenze. Questo nuovo corso permetterebbe agli studenti di scoprire in prima persona i nuovi motori del mercato, conoscendone caratteristiche e problematiche. In Italia c'è sempre più bisogno di nuovi lavoratori nel settore. Avere la possibilità di frequentare un corso in cui approfondire queste nuove realtà permette agli studenti di diventare la figura professionale ideale per il futuro. I mezzi che girano oggi alimentati con sistemi di combustibili alternativi sono molto pochi, sono circa 100.000, ma il tandem nei prossimi 5 anni è esponenziale. Voi li vedete già, quando girate per le città gli autobus sono alimentati in parte a gasolio, in parte a gas, ma non è questa l'evoluzione, in parte a sistemi elettrici. DAF è uno dei 4 maggior player a livello europeo e per noi questo è importante perché ci permettono di avere
dei mezzi che diversamente costerebbero tantissimo e poterli dare ai ragazzi per poter imparare, non solo ai ragazzi ma anche ai nostri formatori, e quindi credo che la rilevanza di oggi sia questo, uno sviluppo per il Veneto, per l'Italia, nella costruzione anche noi immaginiamo un'Europa più sostenibile. Almeno in Italia parliamo nell'attuale, nell'immediatezza, quindi di almeno 50 meccanici in più sparsi per l'Italia. Quindi sicuramente è un mercato molto attivo e molto richiesto nello specifico, quindi assolutamente siamo nella costante posizione di ricercare personale con questa mansione. Per via che comunque il mondo del veicolo industriale è in continuo cambiamento, quindi le nuove tecnologie verranno applicate sul veicolo industriale, è richiesta sempre una maggiore formazione, sempre una maggiore specifica di quello che oggi elementarmente chiamiamo meccanico, che in futuro sarà un tecnico e un tecnico diagnosta, appunto, che sarà utilizzato, a cui sarà richiesto anche di operare su veicoli a trazione alternativa, come ad esempio i veicoli elettrici. È un settore in crescita negli anni, è un settore che ha risentito qualche anno fa della crisi, ma che oggi è in crescita importante, ma soprattutto un settore tra quelli automobilistici che è in fortissima crescita sotto l'aspetto dell'innovazione. Quindi servono persone preparate, servono persone che sappiano quello che vanno a fare, e quindi l'ENAIP giustamente si prepara per questo. Il corso di specializzazione ha già avuto molti riscontri positivi da parte degli studenti e non solo. Sono in molti ancora i primi anni di scuola a valutare la possibilità di frequentarlo dopo aver ricevuto il diploma. Gli studenti sono entusiasti naturalmente, perché potete immaginare cosa vuol dire mettere le mani su un camion che sviluppa centinaia di cavalli. È oltretutto un lavoro pesante, non nascondiamolo, ma dal punto di vista anche retributivo è estremamente interessante. Faccio il secondo anno di meccanica e sono venuta in questa scuola perché voglio saperne di più della meccanica e intraprendere questo per il mio futuro. Lavoro da Cekato Motors per comunque autoveicoli e niente. Di cosa ti occupi? Motori, aggiustare macchine e basta. Pensi che questa passione possa crescere e portarti lontano? Spero molto di sì, perché comunque riguarda uno dei miei più grandi sogni e mi piacerebbe. Mi sta molto piacendo e ho deciso di fare questo corso perché mi appassionano molto i camion. Infatti ho fatto stage da Campagnaro, qua a Fontaniva, che fa DAF, che è specializzato DAF, e mi è sempre appassionato il mondo dei camion, anche perché siccome ho fatto stage ho avuto sempre di più, come si dice? Sei entrato più in contatto. Esatto, grazie, col mondo dei camion, e ho deciso di fare questo corso in più, anche per una specializzazione in più. Lavoro ideale? Il lavoro ideale è fare il meccanico di auto, che è il settore infatti che ho scelto, però anche se trovo posto fare i camion mi va sicuramente bene, accetto molto volentieri. Questo qua è il filtro dell'abitacolo, questo qua è il liquido refrigerante, e lavavetri, quindi dei tergi. Poi questo qua è il soffietto per l'alzacabina, che come avete visto prima, pompando si piegano i soffietti e non fanno arrabaltare la cabina. Poi qua abbiamo intercooler, radiatore e altri componenti per raffreddare il motore e tutto il resto. È tanto diverso dall'interno di un'automobile? È molto diverso perché c'è più spazio, ci sono più cose da fare, c'è più cose da guardare, poi c'è anche la cabina per dormire, perché questi camion qua fanno molto internazionale, quindi stanno via molto, e quindi è un posto anche dove dormire. E per esempio i camion di adesso, quelli nuovi, hanno anche le telecamere, cioè non hanno più gli specchietti, hanno le telecamere, quindi c'è lo schermetto con tutti i sensori, telecamere e tutto il resto, e quindi anche l'infotainment è diverso, e è completamente diverso dall'infotainment delle macchine, è più grosso, più spazioso, ci sono molte più cose da guardare, spie e tutto il resto. È un corso sicuramente che serve, perché grazie a questo corso ti puoi specializzare ovviamente sul settore
dei camion è completamente diverso dalle macchine, cioè completamente, cioè anche si può vedere completamente diverso dalle macchine. E io lo consiglio molto perché ero molto titubante sul farlo, perché non pensavo fosse chissà cosa, però ho preso l'iniziativa, ho deciso di farlo e ora mi sono trovato molto bene su questo corso a fare queste cose. Mi piace molto, mi trovo bene, la scuola è strutturata molto bene, ci sono delle belle officine e diciamo che la parte pratica è molto presente. Vuoi fare di questo il tuo lavoro? Sì, piacerebbe molto anche in futuro diventare un meccanico bravo, aprire una mia attività e insomma di far carriera sull'ambito moto, auto, tutti e due. Prenderesti in considerazione l'idea di fare il corso sui mezzi pesanti? Sì, è un'idea a cui ho pensato perché comunque sono mezzi molto importanti, anche molto belli secondo me, dal mio punto di vista, e dove praticamente c'è molta più tecnologia rispetto alle auto. Un progetto innovativo che vede e vedrà gli studenti sempre più coinvolti in manutenzioni e riparazioni di componenti meccanici e meccatronici di veicoli industriali, anche a motore elettrico e ibrido, ormai quotidianamente presenti nelle officine. L'obiettivo rimane sempre uno: preparare tecnici specializzati non solo in autoveicoli e motoveicoli, ma anche di mezzi industriali, commerciali e agricoli, rispondendo alle diverse esigenze delle tante imprese presenti nel territorio. Un vero e proprio trampolino di lancio per i ragazzi, ma anche un trampolino di lancio per un'evoluzione della formazione sempre più rivolta ai rapporti con le imprese e con gli effettivi bisogni del mondo del lavoro. Perché questo, gli enti di formazione regionali sono molto attenti a questo, però su questo bisogna continuare a lavorare e a crescere, perché è la vera chiave di volta per il successo.